Paura nella notte a Spresiano, rapinatore armato di pistola fa irruzione in un hotel di lusso minacciando il portiere facendosi consegnare il fondo cassa, caccia al bandito, forse lo stesso che 2 mesi fa ha colpito in una lavanderia. La coppia di coniugi in salotto a guardare la TV, i ladri in azione nella camera accanto, shock in un condominio a Treviso, il racconto, hanno rubato anche i ricordi di mia mamma morta pochi mesi fa. Razzia nella canonica della parrocchia di Carpesi, Capitolio Veneto, rubate oltre 13.000 euro di offerte, erano destinate in gran parte al restauro del campanile della chiesa, l'amarezza del parroco. Quasi 1,5 milioni di danni a Treviso causati dalle 3 intense ondate di maltempo che nelle ultime settimane hanno colpito il capoluogo della Marca. E ieri pomeriggio l'ultimo colpo di coda del maltempo nel quartiere del Piava, a San Pietro di Feletto la pioggia entra dal tetto di un'abitazione danneggiata dalla grandine della scorsa settimana. Bando della prefettura di Treviso per altri 400 posti per migranti, ce l'aspettavamo, dice il sindaco Conte, ma Treviso ha già dato e definisce inevitabile l'apertura di Maxi Hub anche nelle altre province. Presentato a Cassugana il progetto di riqualificazione dell'ex polveriere di San Liberare, opera finanziata in toto con fondi PNRR. Se non arriveranno i soldi andremo in contenzioso con lo Stato, dice il comune. In visita a Treviso un gruppo di 22 ragazzi provenienti dall'Ucraina in Veneto per qualche settimana, lontani da una guerra che ha causato loro anche dei lutti. Il maltempo non ha fermato ieri sera le lezioni dei quartieri, anticipo che dà il via ufficiale alle giornate di gara del Palio di Feltre. Domani attese migliaia di persone per l'attesa sfida della corsa a cavallo, diretta su Antena 3 a partire dalle 15:30. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso lo avete visto e sentito dai titoli, un'ampia pagina dedicata alla cronaca in apertura e soprattutto al tema della sicurezza, a partire dalla paura nella scorsa notte a Spresiano, una rapina a mano armata alla Tai-Si, hotel di lusso di Spresiano, non il primo colpo della zona. Nella zona poco tempo fa era toccata anche una lavanderia del centro con un modus operandi simile. 2 di notte, mascherina chirurgica a coprire il volto, entra impugnando una pistola e minaccia il portiere di notte, un 57enne, intimandogli di aprire la porta d'ingresso del Tai-Si, hotel e spa di via Vecelio a Spresiano. Sono minuti di paura per il dipendente sotto il tiro dell'arma, costretto a consegnare tutto il denaro presente in cassa. 140 euro, l'importo rubato. Non so se era giocattolo o cosa, ma comunque era un balordo un po' ubriaco e con un accento straniero. Ha chiesto che venisse aperto il cancello perché doveva scappare e ha aperto il cancello di destra che potesse uscire, invece è scappato a piedi e dopo un sopralluogo abbiamo trovato che invece aveva scavalcato la rete e forse aveva un amico con una motocicletta. Un furto programmato, forse con l'aiuto di qualcuno che lo aspettava all'esterno. Dopo aver intascato la rifurtiva, il malvivente, anziché il cancello, ha infatti scelto di scavalcare la recinzione dell'esercizio per darsi alla fuga a circa 100 metri dall'entrata principale, probabilmente per non destare troppi sospetti. Evento che in 18 anni di attività non era mai accaduto, raccontano dall'amministrazione. Ciò che è certo è che si valuterà di rinforzare i sistemi di sicurezza. Il custode stesso al momento si è spaventato perché non era inaspettato, adesso valuteremo di chiudere le porte, quindi sono blindate, quindi non può entrare nessuno. Non è l'unico caso di rapina negli ultimi mesi nella zona. Risale a fine aprile il colpo subito dalla titolare della lavanderia La Boutique del Lavaggio nel pieno centro di Spresiano. Pensando fosse un cliente in anticipo rispetto all'orario di apertura, berretto con visiera e mascherina chirurgica anche in questo caso, il malvivente è entrato con una borsa che la titolare pensava contenesse degli indumenti da portare in lavaggio. Lui mette sopra il banco la borsa, mette la mano dentro alla borsa, dice devo consegnare, poi io non ricordo più niente. Io so che mi sono svegliata poco dopo per terra e avevo tutto il cassetto della cassa, tutto sparso per terra, monetine, tutto. Poi vado dietro dove ho il laboratorio e c'era la mia borsa per terra e il portafoglio, tutto, e mi mancavano 300 euro dalla borsa. Da Spresiano a Treviso, ma il tema non cambia. Stavolta ladri in azione in un appartamento mentre la coppia degli inquilini era nella stanza accanto. Il dolore della proprietaria che dice mi hanno portato via i gioielli, ricordo della mamma scomparsa da pochi mesi.
Nell'erba ancora le tracce del passaggio di uno, forse due ladri che ieri sera intorno alle 21 sono entrati da questa finestra al primo piano di una palazzina in via Don Milani alle porte di Treviso. Roberta Liastro e il compagno sono in casa, lui sta guardando la televisione in salotto, lei va in camera. La zanzariera in quel momento è abbassata, poi si sposta in bagno e 10 minuti più tardi torna nella stanza da letto e qui nota la zanzariera leggermente alzata. Inizialmente pensa sia stata colpa del vento, ma le basta poco per capire cosa in realtà sia davvero accaduto. Lì mi sono accorta che invece era sfondata, sono entrati e mi hanno portato via i gioielli di famiglia, gli ori di mia mamma. Il cofanetto dei gioielli svuotato dei ricordi della mamma, mancata pochi mesi fa. A parte il valore dell'anello, che era un anello importante, però era di mia mamma che è morta da poco, quindi, ed era il suo preferito. E dell'orologino che gli avevo regalato io l'ultimo Natale, prima di morire, avevo fatto questo regalo. Viste le impronte in giardino è possibile che uno dei ladri abbia tenuto sott'occhio il compagno di Roberta, mentre l'altro controllava i suoi movimenti per entrare in azione. Sono bastati pochi minuti per portare a termine il colpo, anche se probabilmente sono stati disturbati. L'unico cassetto che hanno aperto, quello del comodino, c'era la scatolina con un paio di orecchini miei col brillantino, uno è rimasto nella scatolina e uno l'hanno portato via, per cui immaginiamo che siano stati disturbati probabilmente da me che uscivo dal bagno. Passato l'iniziale dolore per la perdita dei gioielli della mamma, in Roberta e nel compagno resta la consapevolezza del pericolo corso con i ladri nella stanza accanto. Io stanotte non ho dormito. Ti viene in mente anche che sono entrati, che comunque potrebbero entrare ogni momento e non sei più libero, insomma, di stare tranquillo, neanche guardare la televisione, far da mangiare. Cioè, dobbiamo stare blindati, tenere giù tutto, tapparelle giù. E poi a Carpesica di Vittorio Veneto, in questo caso la razzia nella canonica della parrocchia, rubati oltre 13.000 euro di offerte destinate in gran parte al restauro del campanile della chiesa. Fossero stati soldi miei, dispiace fino a un certo punto, ma non essendo miei, io dei quali ero solo il custode, la manetta è doppia, insomma. All'inizio, quando se n'è accorto, Don Matteo non ci voleva credere. Svaniti nel nulla oltre 13.000 euro. Non solo le offerte tradizionali, ma anche e soprattutto quelle consistenti dei fedeli raccolti in 2 mesi per il restauro del campanile della chiesa di San Daniele Profeta, manutenzione costosa di campane e orologio. L'amara scoperta nel suo ufficio all'interno della casa canonica della parrocchia di Carpesica di Vittorio Veneto. Di solito il sabato mattina registro la contabilità della settimana precedente e nel prendere appunto i registri e le buste nelle quali tengo di solito la cassa corrente delle offerte, mi sono accorto appunto mancavano i contanti, ecco. La busta era conservata in un mobile, nessuna effrazione. Chi è arrivato è andato a colpo sicuro e ha sfruttato la scala interna della casa canonica che è in comunicazione con l'oratorio, con le stanze del catechismo. È stata lasciata inavvertitamente aperta e probabilmente ci tenevano d'occhio e chi è passato ne ha approfittato del momento. Un colpo solo, ricostruendo un po' i fatti lungo la settimana, in base anche ai miei spostamenti, le mie assenze dalla parrocchia, siccome sono cappellano anche all'ospedale, hanno tenuto d'occhio quando io non ero presente in parrocchia. Immediata la denuncia ai carabinieri. La modalità della razzia fa pensare a qualcuno che l'area la conosce bene. Chi lo sa, probabilmente una persona o vicina o che comunque ha tenuto d'occhio le varie cose. Resta ora il desolante compito di darne notizia ai tanti fedeli che avevano generosamente donato quanto avevano. E Don Matteo è pessimista anche su eventuali ravvedimenti del ladro. L'appello si fa restituiscili, ma dubito che sia un appello che venga ascoltato, anche perché i contanti non hanno nome. Quindi è qualcosa di molto difficile da recuperare. Intanto sul fronte sicurezza, dopo il nostro servizio di giovedì, è boom di richieste all'associazione Furti in Corso da parte dei cittadini che vogliono esporre il cosiddetto cartello antiladri, diventato ormai celeberrimo. Solo stamattina c'era una coda abbastanza importante che davo i
questi fogli e oggi pomeriggio sto continuando a darli. Pioggia di richieste per il cartello antiladri presentato nel corso della nostra diretta dal presidente dell'associazione Furti in Corso, Cristian Demma, primo ad aver attaccato all'esterno della sua abitazione l'avviso che richiama l'articolo 383 del Codice Penale, che dà facoltà ai cittadini di arrestare chi entra in casa per compiere un reato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tra stamattina e oggi pomeriggio circa una trentina, che comunque sono tantissimi, nel senso, detto così sembra poco, però in realtà a me mi ha abbastanza stupito la cosa, anche perché poi a più di qualcuno gliel'ho anche solo girato in PDF da fare la stampa a casa. Ho dato la disponibilità anche oggi così su Facebook, perché c'era stata la disponibilità di chi aveva già i miei contatti e mi hanno chiesto di poter avere il cartello o il testo del cartello, e quindi ho dato disponibilità di venire da me a prenderlo, glielo stampavo io in maniera solo che non mi aspettavo questa risposta così importante di tanta gente, anche che non fa parte di Furti in Corso a livello di associazione vera e propria. Telefonate, messaggi sul gruppo Facebook, molti stanno chiedendo il cartello, ma contemporaneamente chiedono informazioni sull'articolo in questione. Sono anche piacevolmente stupito della consapevolezza della situazione, cioè tutti mi hanno detto io lo metto intanto, poi finché qualcuno non mi spiega o voi o qualcun altro spiega bene come fare, aspetto e vediamo, in maniera che vuol dire che la gente ha capito il segnale di non improvvisarsi a fare chissà cosa, ma usare la testa. I cittadini, sottolinea Demma, stanno dimostrando dunque grande responsabilità e hanno capito il senso di questa iniziativa, che vuole essere un messaggio rivolto ai malviventi, ma soprattutto una richiesta alle istituzioni di intervenire per arginare il fenomeno dei furti. E loro devono vedere che siamo tutti uniti, finalmente noi cittadini, a essere pronti a metterci la faccia un po' tutti, tra virgolette, e quindi dire dateci una mano, perché noi siamo qui ancora una volta, per l'ennesima volta, a chiedervi aiuto. Adesso è ora che effettivamente anche voi ci rispondiate. Dal tema sicurezza al tema maltempo, con Treviso che fa la conta delle tempeste di luglio, è una conta pesante. La stima ad adesso per i 3 temporali è circa 800.000 euro, che riguarda non solo le alberature ma anche i fossati, le sponde, e quindi tutto quel lavoro che dovrà essere fatto da qui a breve per ripristinare il verde arboreo. 3 eventi meteorologici straordinari che hanno coinvolto il capoluogo della Marca, ad iniziare dalla tempesta della notte tra il 12 e 13 luglio, con forti raffiche di vento e violente grandinate. Almeno una cinquantina gli alberi caduti, altrettanti quelli che potrebbero essere abbattuti perché pericolosi. Piante simbolo della città come il salice degli innamorati ai Buranelli. Ai danni al patrimonio pubblico andranno ad aggiungersi quelli registrati dai privati. Ed adesso siamo sui 600.000 euro, è chiaramente un dato che andrà a crescere, perché e spero che tutti i cittadini facciano segnalazione di quello che è il proprio dato di danno, perché stiamo vedendo con la Regione come operare per poi ottenere dei finanziamenti per ripristinare il verde pubblico e anche quello privato. Il Comune sta continuando a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, perché anche se le relazioni pervenute non sono garanzie di rimborso, è comunque importante presentare il proprio rendiconto, che andrà a completare il dossier che la Regione presenterà al Ministero per lo stato d'emergenza, aperto dopo il primo evento estremo e prolungato anche alle altre ondate di maltempo che hanno toccato la nostra Regione e il capoluogo della Marca, danneggiando alcuni simboli della città, dalle mura ai Buranelli, dove si sta lavorando per ripristinare quanto prima la situazione, senza dimenticare i quartieri. Chiaramente il danno che avviene in un quartiere, soprattutto per chi lo subisce, non vale meno per quello che avviene in centro, però è chiaro che il ripristino all'interno del centro storico è più complicato, perché ci sono le sponde dei canali e sicuramente sarà un lavoro fatto in maniera concertata sia con Contarina, che ripristinerà il verde, che con i lavori pubblici nel caso delle sponde. E c'era paura per l'allerta meteo della scorsa notte nella Marca, è passato quasi indenne la situazione, l'ondata di maltempo non ha provocato grossissimi disagi, quasi dicevamo indenne la Marca. A San Pietro di Faletto in mattinata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tetto della casa di 2 anziani già pesantemente danneggiato dalla grandinata della settimana scorsa e da cui è entrata l'acqua. Ho visto tanto brutto tempo, anche uragani, però da queste parti qua così grave mai
cioè la tempesta era grossa come noci. Maltempo che continua a non risparmiare la zona del quartiere del Piave. A Rua di San Pietro di Feletto, Giorgio Dal Colle, 70 anni, e la compagna Francesca, di 66, sono stati svegliati durante la notte a causa dell'acqua che penetrava e che in poco tempo ha cominciato ad allagare i piani superiori dell'abitazione. Acqua che si è fatta spazio tra i fori provocati dalla forte grandinata che la scorsa settimana aveva danneggiato gravemente il tetto. È cominciata a entrare acqua, a bagnare i materassi, a bagnare il pavimento, a alzare appunto i listoni. È una casa vecchia, chiaramente non ha le sicurezze di quelle nuove, però diciamo che c'è stato un grande disguido, soprattutto perché Giorgio è appena stato operato e io sono col girello. Comunque i vigili sono venuti la sera stessa promettendo che sarebbero venuti ieri e non è stato possibile evidentemente, e quindi la situazione è diventata sempre più grave. Vigili del fuoco impegnati dal primo pomeriggio di venerdì in interventi di messa in sicurezza di tetti e di estrazione di acqua da case scantinati, allagati a causa dell'intensa pioggia che ha battuto sulla zona. Ad aiutare i cittadini anche la Protezione Civile. È caduta in un quarto d'ora una quantità enorme d'acqua che ha creato problemi a valle. Ovviamente è acqua di ruscellamento, fortunatamente i fiumi, il Cervano e il Crevada non hanno avuto problematiche in quanto sono stato oggetto di manutenzione nel corso degli anni, però abbiamo avuto infiltrazioni d'acqua consistenti su 3 fabbricati con 30-40 cm d'acqua all'interno del piano terra, e là siamo intervenuti con la Protezione Civile e abbiamo fatto sostanzialmente l'intervento di bonifica delle abitazioni. Adesso la situazione è abbastanza tranquilla, speriamo smetta di piovere perché ormai siamo un po' tutti provati. Torniamo in città, un altro tema caldo è quello dei migranti. Lo abbiamo raccontato ieri sera nei telegiornali, il bando della prefettura per individuare posti per altre 400 migranti in arrivo, e la reazione del sindaco di Treviso, presidente anche di ANCI Veneto Mario Conte, che in settimana aveva già parlato del rischio tendopoli se non verrà attuata l'accoglienza diffusa. Ecco, è stato chiaro, Treviso dice ha già dato e definisce inevitabile l'apertura di Maxi Hub anche nelle altre province. Treviso ha dato e adesso capisco le difficoltà del prefetto, però dovrà trovare altre situazioni, in attesa però che venga messa la parola fine a questo grande flusso di migranti provenienti dall'Africa, perché era stato anche promesso in campagna elettorale dalla Premier Meloni, e quindi è giusto che si dia continuità a quelle promesse. 2 stoccate in un colpo solo al governo, che non riesce a contenere gli sbarchi di richiedenti asilo sulle coste, e a chi ha snobbato il protocollo ANCI per l'accoglienza diffusa. E di fronte al bando pubblicato dalla prefettura per individuare altri 400 posti per migranti, il sindaco di Treviso Mario Conte blinda, almeno politicamente, le porte dell'ex caserma Serena. Devo dire che ce l'aspettavamo, nel senso che gli arrivi sono continui. Questa volta però la posizione del Comune di Treviso nei confronti della prefettura, e non vuole essere assolutamente polemica perché ne ho parlato serenamente col prefetto, è una chiusura nei confronti della disponibilità della caserma Serena, che oggi conta già 520 persone, che noi riteniamo eccessive e che rischiano di creare un problema sociale. Ma la scadenza del bando prefettizio è prossima, il 28 agosto è dietro l'angolo. L'allora decreto Salvini ha smantellato buona parte dell'accoglienza in piccole e medie strutture. Se non emergeranno disponibilità significative dal territorio, si avvererà la previsione di Conte, quella delle tendopoli. Da qualche parte queste persone devono essere accolte e quindi soluzioni alternative io non ne vedo. Ma il primo cittadino di Treviso è pronto a fare la voce grossa. La Marca è l'unica provincia veneta a ospitare 2 maxi centri ministeriali di accoglienza, ex Serena ed ex Zanusso di Oderzo, la cui chiusura è sempre stata promessa ma mai realizzata. Con 1000 arrivi in Veneto a settimana, anche gli altri territori, dice, saranno costretti ad aprire strutture analoghe. Ma io credo che questa sarà una soluzione, nel senso che comunque quando arrivano vengono distribuiti adesso circa in modo equo nelle varie province, e ogni prefetto avrà le stesse grane rispetto al prefetto di Treviso, quindi delle soluzioni devono essere trovate. A Treviso tutti quanti si sono sentiti un po' più tranquilli perché c'era la caserma Serena, ma oggi il sindaco di Treviso dice basta la caserma Serena.
Un altro motivo di contrasto con il governo, anche da Treviso stesso e dello stesso Conte, è la questione del PNRR, fondi del PNRR che appunto finanziano in toto un'opera importante come il progetto di riqualificazione dell'ex polveriere di San Liberale. Oggi è stato presentato il progetto a Casugana e il Comune dice chiaramente: se i soldi del PNRR non arriveranno andremo in contenzioso con lo Stato. A ottobre cominceremo i lavori, anche perché è già stata aggiudicata la gara, e quindi mi rifiuto di pensare che poi lo Stato si metta in contenzioso contro i comuni che si devono mettere in contenzioso con le ditte appaltanti. Avanti a testa bassa con le opere pubbliche finanziate con fondi PNRR, malgrado l'annuncio del governo dello stralcio dalla somma complessiva destinata ai comuni di oltre 13 miliardi di euro. Casugana non arretra di un passo e se alla fine i soldi non dovessero arrivare si riserva di intentare causa allo Stato. L'avvio dei cantieri è imminente. Per l'inizio di ottobre partirà il primo stralcio del recupero dell'ex polveriera di San Liberale. Ricaveremo un centro culturale che va a pari passo con la riqualificazione del villaggio di San Liberale. Faremo un restauro filologico per fare aule letture per insegnanti, studenti, aule studio e una piccola biblioteca. Poi avremo anche un corpo nord che rifaremo completamente, dove faremo una caffetteria e un porticato con anche attrezzature ginniche per gli studenti. All'altezza della rotatoria tra Viale Europa e Via Mantiero verrà ricavato un accesso che porterà non solo al parcheggio del nuovo centro culturale ma anche all'istituto turistico Mazzotti. Questi lavori durano 540 giorni, sono 3.060.000 euro, ma con il sindaco abbiamo già predisposto degli accordi di partenariati pubblico-privati per avere le risorse per fare anche il secondo stralcio del centro culturale, che è quello, diciamo, la parte ex novo, dove sarà fatta una grande biblioteca, sale per associazioni, sale per studenti. E sale polifunzionali dall'uso estremamente flessibile. L'obiettivo è quello di trasformare l'ex polveriere in un centro di aggregazione che intercetti non solo studenti delle superiori ma anche universitari e i ragazzi che frequentano le piscine e gli impianti sportivi circostanti. Ma in generale il nuovo centro sarà aperto a tutta la cittadinanza, che si vedrà così restituito uno spazio da troppo tempo in abbandono. C'è un altro motivo di contrasto politico, diciamo, tra Lega e Fratelli d'Italia, tra Lega e Lega, diciamo, del territorio e governo, ed è quello dell'autonomia, ma stavolta la stoccata viene da Fratelli d'Italia, è diretta dalla Lega. Non ci siamo dati nessun limite temporale, abbiamo detto che era un obiettivo di legislatura. Mi risulta che questa legislatura finisca nel 2027. Le altre date che sento sono solo slogan per alzare l'attenzione o per giustificare qualcosa che non c'entra niente con il programma di governo. Il messaggio del numero 1 regionale di Fratelli d'Italia arriva col sorriso, ma è una stilettata in piena regola e il destinatario leghista, fra i tanti, non è nemmeno così difficile da intuire. Soltanto 4 giorni fa, dal palco della festa della Lega a Cervia, il governatore Luca Zaia aveva fissato una precisa data come condizio sine qua non. Se l'autonomia non arriva entro il 2024 vuol dire che abbiamo fallito come governo. Per De Carlo solo slogan per alzare la polvere. Polvere che si è in ogni caso alzata con l'emendamento dei meloniani depositato in Commissione Affari Istituzionali in questi giorni. Emendamento che riscrive completamente l'articolo 3 del provvedimento sulla determinazione dei LEP, allungando i tempi già biblici del percorso a ostacoli. Tutto rinviato a settembre e immediati i messaggi dell'alleato scalpitante. Dal segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani, che richiama la coerenza dei patti, al presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale Alberto Villanova, che parla di sgambetti. De Carlo non si scompone e rilancia. È chiaro che quando sei un po' lontano dai centri non solo decisionali ma anche dove si discute si ha una percezione totalmente differente. Secondo me dovevano sentire Calderoli prima e rendersi conto che era tutto concordato con lui. Quell'emendamento del senatore Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, tra l'altro con cui io mi sono confrontato parecchio, è concordato col ministro Calderoli. Non vorrei che i leghisti debbano prendersela con Calderoli, in realtà non devono prendersela proprio con nessuno, è semplicemente un supplemento di attenzione, un rafforzare il Parlamento rispetto ad un tema così importante come l'autonomia che non vorremmo noi, ma neanche la Lega, vedere abbozzato sulla carta e poi non tradotto in pratica. Questo ci dà la certezza che 2 passaggi parlamentari sono meglio di un DPCM e che il Parlamento venga coinvolto come abbiamo detto dall'inizio. Insomma, l'aria che tira tra i due alleati è sempre la stessa, con dichiarazioni di intenti che poi puntualmente lasciano il campo a profonde tensioni sotterranee.
In ballo c'è la partita della leadership del centrodestra per l'immediato futuro e non è poca cosa. Lo si intuisce anche quando il vertice regionale dei meloniani ribadisce un passaggio importante sull'autonomia. È entrata in Parlamento solo grazie ad un esecutivo a guida Meloni. Prima hanno partecipato a tanti esecutivi anche i miei colleghi della Lega, non mi risulta che sul tavolo sia mai arrivato nulla. In visita a Treviso in giornata un gruppo di 22 ragazzi provenienti da Kharkiv nell'Ucraina orientale, in Veneto per qualche settimana, lontani da una guerra che ha causato loro anche dei lutti. Seduti sotto i portici di Piazza dei Signori mangiano tutti insieme una pizza appena sfornata. La guerra nel loro paese appare lontanissima, sebbene al tavolo ci siano anche ragazzini che hanno perso il padre al fronte. Nella Marca, su iniziativa dell'imprenditore coneglianese Fabio Padovane dell'associazione Ambulanze, 22 bambini e ragazzi arrivati da Kharkiv nell'Ucraina orientale stanno trascorrendo qualche settimana di normalità, di vacanza. L'organizzazione non è stata semplice perché le stesse autorità militari ucraine avevano paura che potesse nascondere un colpo così dei russi per rapire dei bambini. C'è qualche orfano di questa guerra, insomma. Ci sono dei casi molto tristi. Michele, 15 anni, in Italia da 8, loro connazionale, li aiuta facendo da interprete. Ogni giorno facciamo visite da diverse parti, per esempio ieri siamo andati in montagna, domenica scorsa siamo andati al mare e anche molte altre attività che hanno fatto divertire i ragazzi. Come vivono questa situazione in patria? I ragazzini sono molto felici perché non sono via, però sono uniti e perciò sono insieme e sono felici. Il saluto del sindaco Mario Conte, le foto, poi il pranzo offerto dal ristoratore Pino Giordano. È un orgoglio poterlo fare, visto la situazione generale che c'è, anche perché la guerra mi disturba e vorrei poter contribuire in meglio per queste persone che hanno veramente bisogno di serenità e di pace. Che sensazione è vederli qui seduti ai suoi tavoli? Emozione e amore. Anche il patriarca Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, è volato ieri sera a Lisbona per partecipare al momento clou della giornata mondiale della gioventù. Domani mattina sarà tra i concelebranti, insieme a Papa Francesco, della grande messa finale, cui parteciperanno 1 milione di persone. Il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha accolto l'invito di Papa Francesco e ieri è partito con il suo segretario particolare e cerimoniere Don Maurice Pasian alla volta di Lisbona per prendere parte dal vivo alle giornate mondiali della gioventù, raggiungendo i circa 400 pellegrini veneziani. Ecco cosa ci ha detto oggi pomeriggio da Casa Italia. Incontrare i nostri giovani vuol dire incontrare la speranza del futuro con il contenuto di Gesù Cristo. Il contenuto di Gesù Cristo che vive e vivrà nei momenti alti, nella veglia di questa sera e poi nel grande incontro della messa del Papa. Monsignor Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, guida un nutrito gruppo di confratelli vescovi delle diocesi del nord-est, tra i quali il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, e quello di Vicenza, Giuliano Brugnotto. Saranno presenti questa sera alla veglia e domani concelebreranno con Papa Francesco la grande messa conclusiva alle 10. È molto bello poterci incontrare in Casa Italia, dove abbiamo scambiato anche tante opinioni tra i vescovi del Triveneto, dove abbiamo visto una gioventù che sta vivendo un'immersione veramente di fede. Ieri la bella Via Crucis, che ha messo a tema la croce, che ha messo a tema il ritorno al Signore, che ha messo a tema lo sguardo verso tutti. Adesso andiamo nel Bellunese. Ripartiamo dalla politica, ripartiamo da Fratelli d'Italia. Estate in piazza fra gazebo e volantinaggio per il partito di Giorgia Meloni in Veneto, un confronto diretto con la gente per parlare dell'attuazione del programma e delle sfide future. E sulla contestata diga del Vanoi il senatore De Carlo avverte: dobbiamo stare attenti, non diamo nulla per scontato. Abbiamo lavorato parecchio, abbiamo lavorato sul fisco, abbiamo lavorato sull'economia, abbiamo lavorato sulla cittadinanza, abbiamo lavorato sulla giustizia ed è giusto fare un punto con i nostri elettori per rendere conto di quello che abbiamo fatto e per vedere se abbiamo attuato tutto quello che
avevamo promesso di fare. Sarà un'estate in piazza fra gazebo e volantinaggi, quella di Fratelli d'Italia del Veneto, che oggi da Belluno e da Jesolo è partita per incontrare elettori e simpatizzanti per fare il punto sul programma. Un momento importante, spiega il senatore e coordinatore regionale del partito Luca De Carlo, che per il territorio bellunese ha portato a casa i crediti di carbonio, uno strumento di compensazione per la riduzione o l'assorbimento dei gas ad effetto serra. Questo rappresenta per noi un'entrata incondizionata di spese correnti che dovremmo mettere a terra. Oggi il CREA sta facendo un registro nel quale verranno poi fissati i criteri con i quali verranno distribuite non solo le risorse ma anche attribuiti i vari valori di trattenimento, e per noi questa è una svolta storica. Ci avevano provato in tanti, ce l'abbiamo fatta quasi subito. A proposito di ambiente, attenzione, chiede Fratelli d'Italia la realizzazione della diga sul Vanoi, un progetto del consorzio Brenta finito sulla graticola. I sindaci di Lamone e Sovramonte minacciano di fare le barricate. La provincia autonoma di Trento non ne vuole sentire parlare. La provincia di Belluno è ancora profondamente ferita da ciò che è accaduto con il Vajont nel 63 e quindi a distanza di 60 anni è ancora una ferita viva. Tra l'altro una provincia che ha già un discreto numero di bacini e che consentono già non solo la laminazione delle piene ma anche di fornire acqua nei momenti di difficoltà. Un tema caro a De Carlo, che anche in veste di sindaco di Calalzo ha condotto una battaglia sul tema della carenza d'acqua stante l'inesistenza proprio del bacino del Vajont. Fa piacere che oggi ci siamo accorti tutti e che ci sia un piano per contrastare l'emergenza climatica attraverso questa crisi idrica. Dobbiamo però stare attenti, e lo dico e lo ripeto, che ciò non avvenga a scapito delle comunità locali, per cui sul Vanoi massima riflessione, massima attenzione, non diamo nulla per scontato. Risulta ufficialmente iscritta da ieri al registro delle imprese la Nevegal 365 SRL, la società che si è impegnata a trasformare l'omonimo Colle e a dargli nuova vita. Nell'oggetto sociale c'è un po' di tutto, dalla realizzazione alla gestione degli impianti a fune, parchi gioco e avventura, alberghi, cliniche per cure mediche, agenzie turistiche. La società, si legge nella visura camerale, potrà esercitare attività in campo immobiliare e dell'edilizia, compresa l'esecuzione di lavori edili e di ingegneria civile. 10.000 euro il capitale sociale versato, con la quota di maggioranza della 30% detenuta da Lie Scalfi, ex direttore di una società di intermediazione finanziaria con sede a Londra, chiusa lo scorso 11 luglio. Con il 20% a testa gli altri due soci, Ismail Allab, attivo nel campo dell'intermediazione finanziaria nel Regno Unito, e il 22enne Mohamed Yassin Kalfi, del quale si ignora l'attività. Tutti e quattro i soci algerini, compreso quindi anche l'amministratore unico Kamel Ayaki, abbiamo raccontato in questi giorni, risultano domiciliati al medesimo indirizzo nel comune di Pederobba. La sede legale invece di Nevegal 365 è invece a Belluno. Manutenzione a tempo di record per la funivia Faloria, chiusa da autorità lo scorso 15 luglio per la mancata revisione dello scorrimento delle funi passanti delle cabine. Oggi l'impianto è stato riaperto con grande sollievo per la società. La notizia è apparsa nella home page del sito dell'impianto della società e conduce all'omonimo rifugio rimasto sempre aperto e raggiungibile con trasporti sostitutivi. La funivia è stata sottoposta a un intervento di manutenzione ordinaria che ha consentito la revoca del provvedimento di chiusura dell'impianto, che attraversa una delle mete più famose delle Dolomiti, resa celebre, lo ricorderete, dal film Cliffhanger con Sylvester Stallone. Adesso parliamo del Palio di Feltre. Il maltempo non ha fermato ieri sera le cene dei quartieri, anticipo gustoso che dà il via ufficiale alla giornata di gare del Palio. In Pra del Moro domani attese migliaia di persone per l'attesa sfida della corsa a cavallo, una sfida che Antena 3 seguirà in diretta a partire dalle 15:30. Un anello in grado di ospitare fino a 7.000 persone, verifiche sanitarie sui cavalli che domani in Pra del Moro decideranno chi tra Duomo, Santo Stefano, Portoria e Castello potrà fregiarsi del drappo. Cresce la febbre del Palio. A Feltre ieri sera, nonostante il maltempo, le cene dei quartieri hanno animato la cittadella. Una festa diffusa nelle vie del centro che riempie davvero tutto il centro cittadino e che lo anima di profumi, di sapori, di colori, di suoni e di vociare. Il momento di inizio della festa è un momento ancora in cui ancora le contrapposizioni sportive non sono stemperate, ed è il sabato prima della festa, il nostro sabato prima della festa, anche se è di venerdì. Nel pomeriggio di oggi spazio al mercatino medievale con gli spettacoli itineranti e le attività ricreative per i più piccini. In serata i cortei delle delegazioni di nobili di Feltre e Venezia, e poi la rievocazione storica, le gare di tiro con l'arco e la staffetta con atleti di livello mondiale. C'è un tempo davvero particolare, un tempo sospeso
che fa mantenere tutti a trattenere il fiato a tutti, perché davvero in 2 giorni e nello specifico in pochi minuti quando partono le gare ci si gioca il lavoro di tutto un anno e magari anche di più di un anno. Tensione, emozione, grande gioia prima del gran finale che domani pomeriggio a partire dalle 15:30 Antenna 3 trasmetterà in diretta. Cavalli e fantini vengono scelti dai singoli quartieri, vengono quasi tutti da Siena, dalla culla di quello che è il top del movimento paliesco. E allora vi ricordo domani dalle 15:30 in diretta per seguire il palio di Feltre, la manifestazione che come sappiamo rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Il salto indietro nel 400, la corsa, abbiamo visto la gara di tiro con l'arco, il tiro alla fune e poi ovviamente la corsa dei cavalli, il momento clou, lo diceva anche Tiziana Bolognani nel servizio, e quindi tutto rigorosamente in diretta a partire dalle 15:30 di domani. In chiusura però vi do 2 notizie sempre su Belluno. La prima notizia di cronaca, perché è stato rinvenuto un corpo senza vita di un uomo di circa 35 anni all'interno della propria abitazione a Lamon. Allo stato attuale non pare che la sua morte possa essere collegata a responsabilità di terzi, quindi un corpo senza vita di un 35enne in abitazione a Lamon. E poi Veneto Strade ha chiuso la galleria di Segusino per una perdita a una condotta nel lato di Treviso. Questi gli ultimi aggiornamenti di cronaca dal bellunese. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Previsioni per domenica 6 agosto. Sul Veneto prevalenza di cielo parzialmente nuvoloso, a tratti più nuvoloso, probabilmente di pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni in pianura, piogge sparse attese sui rilievi con carattere anche temporalesco dal pomeriggio. Temperature in calo, minime dai 13 ai 18 gradi, massime dai 24 ai 28 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia al mattino cielo poco nuvoloso. In giornata variabile dalle ore centrali saranno possibili rovesci o temporali sparsi alternati a schiarite. Temperature sotto la norma stagionale. Minime comprese tra i 15 e i 20 gradi, massime intorno ai 25-26 gradi. Sul Trentino Alto Adige nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo. Minime tra i 16 e i 17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.